ritrovate ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la svolta nell'omicidio di Giuseppe Di Giacomo avvenuto il 12 marzo del 2014 e che si inserisce in una vasta indagine sull'organizzazione mafiosa di Portanuova di Palermo. In queste ore è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dal metodo e dalle modalità mafiose. L'indagine ha permesso di individuare le responsabilità penali di un soggetto appartenente all'ammandamento mafioso di Portanuova e già destinatario di un fermo nel 2014 nell'ambito dell'operazione Iago, anche per la volontà di vendetta espressa nei suoi confronti. Grazie alle acquisizioni investigative e alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia è stato possibile ricostruire il movente dell'omicidio. Un'altra colata lavica sta invadendo l'area craterica nord di Stromboli. La comunicazione è arrivata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Osservatorio Etneo. L'eruzione vulcanica è iniziata questa mattina alle 7 e sta seguendo l'evoluzione del fenomeno direttamente sull'isola. Il sindaco Riccardo Gullo, che questa mattina si è recato nelle aree dei lavori che sono stati successivamente iniziati a seguito dell'alluvione che ha interessato il territorio il 12 agosto 2022. Attualmente il flusso lavico è contenuto nella zona alta della Sciara del Fuoco e non si registra nessuna variazione significativa del tremore vulcanico. Nel territorio di Caltanissetta, in occasione del periodo di Carnevale, sono state intensificate le attività di controllo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza all'interno di alcune attività commerciali della provincia. Hanno individuato dei posti vendita e hanno sequestrato più di 11.000 prodotti pericolosi, tra cui accessori per il Carnevale, oggetti vari e giocattoli che non rispettano le norme di sicurezza e conformità. I prodotti sono stati confiscati. Il centro storico di Palermo è sempre meno attivo dal punto di vista commerciale, sono sempre meno infatti i negozi presenti e si rischia la desertificazione. È in atto un processo di squilibrio e disarmonia già cominciato alcuni anni fa e la conferma è arrivata dall'annuale indagine sul tessuto commerciale delle città con un focus particolare sul centro storico. L'indagine è stata condotta dal Centro Studi di Confcommercio. Il rapporto ha analizzato 120 comuni italiani medio-grandi e ha riportato numeri preoccupanti. Nel centro storico di Palermo le imprese del commercio al dettaglio sono diminuite del 40%. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle ore 20. A più tardi.